Simboleggiano l'ideale riunificazione dell'ex Somalia italiana e britannica, già avvenuta, con l'ex Somalia francese, cioè Djibouti, con la Somalia occidentale, cioè l'Ogaden, e con la provincia più settentrionale del Kenya. In questi 5 territori vivono popoli di comune origine, di uguali costumi e religione musulmana. Il voltafaccia dell'Unione Sovietica e di Cuba, che nel 77 scelsero di allearsi con l'Etiopia, più popolosa, più ricca di risorse e strategicamente più importante, suonò come un tradimento per la Somalia, un paese che 9 anni prima, nell'ottobre 1969, aveva compiuto una precisa scelta socialista. Anche l'Occidente e gli Stati Uniti, in particolare, apparvero ai somali complici o quantomeno acquiescenti alla manovra sovietica. Da allora lo sforzo è stato quello di uscire dall'isolamento e dalle strette di una situazione internazionale, complicata dall'interesse sovietico ad attestarsi sulla sponda occidentale del Mar Rosso per controllare le rotte del petrolio, assicurarsi i più facili accessi all'Oceano Indiano, condizionare gli equilibri strategici che coinvolgono i paesi arabi, Israele e il fianco meridionale dell'Alleanza Atlantica. Because the enemy was trying to il nemico aveva l'intenzione di lanciare un'offensiva nella regione da noi controllata, facendo intervenire noi armi molto sofisticate. Oggi il nostro popolo non teme nulla dal futuro. La nostra organizzazione è impegnata in un grosso sforzo, soprattutto a livello economico. Cerchiamo di preparare esperti destinati alle zone agricole. L'istruzione nelle zone rurali è impartita dai nostri quadri politici. Nella stessa epoca, l'entrata della Somalia nella Lega Araba costò il carcere a 4 elementi di primo piano della sinistra, che avevano manifestato la loro opposizione. L'anno scorso, dopo la caduta di Gigiga, contro Siad Barre fu tentato un colpo di Stato. 17 ufficiali dell'esercito e della polizia furono fucilati pubblicamente dopo un processo durato 6 mesi. Il regime non tentò di nascondere l'episodio. È quel che stabilisce la legge del 1975 che consente, in caso di contrasto, il ricorso al magistrato. Ma il cammino della sua totale applicazione non è ancora compiuto. Prima della rivoluzione non più del 3% dei somali studiavano e in 3 lingue straniere, italiano, inglese e arabo. La lingua somala, assai complessa, non veniva trascritta o lo era in modo assai inadeguato. Il destino ha voluto che uno dei primi a darle articolazione scritta fosse proprio un italiano, Bruno Panza, un direttore didattico di Sora presso Qui siamo nel cotonificio di Balad, all'ora del cambio del turno. Lo stabilimento impiega 1600 operai. La paga minima è di 350 scellini somali il mese, poco meno di 50.000 lire. Un caporeparto guadagna 800 scellini. Parte degli operai vivono in case fornite dall'azienda, che è proprietà dello Stato. Tutti hanno assistenza sanitaria e un mese di ferie l'anno. La pratica dello sciopero è sconosciuta, anche perché, assicurano i dirigenti politici della fabbrica, le rappresentanze dei lavoratori decidono la gestione dell'azienda d'accordo con i tecnici. Questo cotonificio è stato ammodernato di recente, con una spesa di 22 milioni di dollari. Il progetto dello stabilimento è tedesco. I macchinari provengono in prevalenza dall'Italia, i telai dalla Svizzera. Lo stabilimento è a ciclo continuo, con 3 turni di 8 ore ciascuno. Produciamo il 70% del fabbisogno tessile della Somalia. L'anno scorso abbiamo prodotto 12 milioni di metri di tessuto. Contiamo di coprire, nel giro di 2 anni, l'intera richiesta del paese. L'impianto è ad alta sicurezza. Se c'è un guasto o un errore di manovra, un automatismo interrompe il ciclo. Questo consente di diminuire a limiti minimi gli incidenti sul lavoro.
La Somalia è povera di materie prime. La sua nascente industria deve quindi puntare sulla trasformazione di prodotti, primi fra tutti quelli agricoli. Per questo il paese fa grande affidamento sulla cooperazione internazionale. Cessato l'appoggio sovietico, sono stati allacciati più stretti legami economici con il mondo arabo e con i paesi occidentali. L'Europa è, nell'insieme, il partner commerciale più importante. Fra i singoli paesi, l'Italia è quello che esporta di più in Somalia. L'Arabia Saudita, quello che importa di più i prodotti somali. La Somalia riceve dall'estero soprattutto petrolio grezzo, impianti industriali e prodotti finiti. Invia all'estero principalmente carne, banane e pelli. Gli italiani sono impegnati un po' in tutti i settori. Primi fra tutti le costruzioni edilizie e stradali. Imprese italiane hanno redatto il progetto per l'ampliamento del porto e dell'aeroporto di Mogadiscio. Una società di Viareggio partecipa a una impresa mista italo-somala per lo sviluppo della pesca d'alto mare. La Lega Italiana delle Cooperative ha realizzato in Somalia un pastificio, un mattonificio, 4 mulini e uno stabilimento per la produzione di succhi di frutta e conserve. La Confederazione delle Cooperative ha inviato sul posto tecnici per lo studio di possibili iniziative. Nella cooperazione tecnica con la Somalia sono presenti da lungo tempo i cinesi, che oltre ad avere realizzato il Politecnico, il Teatro Nazionale e lo stadio di Mogadiscio, hanno costruito una strada che attraversa tutto il paese e provvedono in varie zone alla coltivazione del riso, del tabacco e di altri prodotti agricoli. Le banane sono la seconda voce delle esportazioni somale. In questa cooperativa se ne producono 8.000 confezioni al giorno. Principale destinataria del prodotto è l'Italia. A causa dei minori costi della produzione sudamericana, quella somala è andata diminuendo negli ultimi anni. Nel 1978 se ne sono prodotte 66.000 tonnellate, contro le 106.000 del 75. Gli scambi commerciali fra la